C'è anche un cittadino italiano, ma di origini argentine con residenza mussolente fra gli invalidi, che percepivano indebitamente pensione di invalidità. Il 37enne riceveva mensilmente la pensione come invalido perché non udente. Il giovane in realtà non abita più a Mussolente da diverso tempo, in quanto si è trasferito all'estero. In questo caso decade il diritto di pensione, in quanto la residenza non è effettiva ed abituale nel nostro paese. L'omessa comunicazione del trasferimento e il fatto di continuare a percepire la pensione dall'Italia comporta una pena che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Un altro caso è stato scovato dalle Fiamme Gialle di Vicenza, che hanno denunciato un 26enne di origini tunisine con residenza nella città berica, ma di fatto trasferitosi nel proprio paese, che continuava a percepire pensione come invalido non udente. Infine i finanzieri della tenenza di Noventa Vicentina hanno individuato un bengalese perché per 4 anni ha percepito pensione di invalidità per la figlia, di fatto anch'ella trasferita all'estero. In totale ammonta a 77.000 euro la frode verso le casse dello Stato.